Livio Padovan, il presidente di Ancora Italia Udine, della provincia di Udine. Adesso sì. Adesso va. Mi sentite? Sono Livio Padovan, il presidente della sezione di Ancora Italia della provincia di Udine e abbiamo organizzato questo evento. Abbiamo organizzato questo evento e siamo tutti rimasti molto colpiti dal fatto che non pensavamo che venisse tanta gente così, pensavamo che fosse un evento per elite. Noi siamo elite, ma siamo tanti, cominciamo a essere veramente tanti. Due cose rapidissime: in fondo c'è un tavolo dove ci si possono acquistare i libri di Emanuele e anche di altri scrittori, e alla fine di questa premiazione ci sarà un buffet organizzato sempre da noi, da Ancora Italia, dalla nostra associazione, con i prodotti di altissimo livello di aziende locali. Si va dal vino, formaggio, salame, tante altre cose buonissime, pane, eccetera, eccetera. Ecco, vi auguro una buona serata. Mi dispiace che purtroppo alcune persone dovranno stare in piedi, cercheremo di alternarci. Grazie, arrivederci. Pronto? Si sente bene l'audio? Stai vicino, sì. Ecco, mi alzo un po' in piedi, se vi vedete, ecco. Benvenuti a tutti, grazie della vostra numerosa e calorosa presenza. Siete tanti, ma non facciamoci ingannare dai numeri, perché il diavolo si rivolge alle moltitudini, sappiamo. Infatti, nella panoramica generale di questa società siamo la minoranza, in effetti, una minoranza che hanno voluto ridurre, scavando in quell'angolo, sempre a ridurlo ancora di più, e così hanno cercato di fare. Però siamo qui, con i vostri bei sorrisi, a quanto pare l'opera di distruzione non ha funzionato come volevano. Quindi hanno cercato di segregarci a un certo punto con questa normativa che ha voluto bollare, classificare, enumerare, nomenclare, no individui, persone. Oggi non si tende più neanche a usare la parola persona, no? Ma come dire, noi abbiamo resistito, no? Al di là dell'interesse personale, al di là, come dire, tutta questa normativa ha fatto appello a quello che l'uomo può perdere, guadagnare, sottrarre o aggiungere alla sua esistenza. Quindi tu non hai questa tessera e non puoi fare quella cosa lì, quindi perdi qualcosa, ok? Quindi la manipolazione è stata fondata sulla componente umana dell'avidità, della paura. Cosa posso perdere io? Il lavoro, la dignità, i soldi, la possibilità di andare al cinema? Quindi fanno leva sulla parte più bestiale dell'uomo. Ma se siamo qui, evidentemente non sono riusciti a dimostrare che non siamo bestie, perché siamo uomini, non siamo bestie, quindi non sono riusciti nella loro opera di riduzione dell'uomo alle sue componenti, come questa società scientista ha cercato in tutti i modi di fare. Perché? Perché io, come altri, io ho una casa editrice, sapete, che ha ideato questo concorso Divock, casa editrice Audax, ma io sono una persona come altra che si occupa di cultura. E quando mi sono trovato che io non potevo accedere né io né gli altri alle biblioteche, non potevo andare in un museo, non potevo andare in un convegno, dico, allora, se tu impedisci a una parte della popolazione di accedere ai libri, è come bruciarli. È la stessa cosa, perché mutili la parte più essenziale della natura umana, che è quella che ascende
ai valori, agli ideali, al senso della comunità, e togli questa parte che ci nobilita. E infatti il settore culturale è stato il primo e il più duramente colpito. Mentre le poste, le banche e gli uffici assicurativi erano aperti durante il lockdown, le biblioteche e i musei sono stati chiusi, come dire che non sono essenziali, che non servono in una società in cui le persone producono, consumano. Ecco, quindi mi ricordo i racconti di mio padre, classe 36, aveva pochi anni di vita quando nel 45 nelle sue valli vedeva i carri armati della Wehrmacht, e mi raccontava che mio nonno, per tenere aperto un negozio di alimentari, è stato costretto a farsi la tessera al partito fascista. Mio padre, ormai anziano, mi raccontava queste cose, come dire: vedi figliolo cosa succedeva ai miei tempi, questi periodi da dimenticare, cioè chi l'avrebbe mai detto di ritrovarci. Ecco, poi la critica, che è la slavina di accuse, di insulti, di pedissequi, come dire, ornamenti del male che mi hanno rivolto contro, che io invito a assassinare gli altri, a infettare. Il mio non è un invito a non vaccinarsi. Ognuno può farsi 24 vaccini per mignolo se vuole, cioè è solo che quando tu mi impedisci, no, di entrare, okay, in un luogo dove io vengo istruito, educato, dov'è il bene e dov'è il male? Okay? Ok, poi ovviamente succede anche questo. Perché ho deciso di fare questa iniziativa? Molte persone smarrite, insicure, incerte, si rivolgono a, come dire, a quelli che hanno una voce fuori dal coro, ascoltano un'altra versione delle cose. Però quando io vado fra i cosiddetti dissidenti, no? E trovo che nelle schiere dei cosiddetti dissidenti io mi trovo il virologo dissidente, il questore dissidente, il medico dissidente, ma sono sempre i dottori a parlare. Io sono stanco obiettivamente di sentir parlare i dottori e di vedere una critica al governo fatta da uno specchio del governo. Perché non chiamano il panettiere, il lattivendolo, la persona che ha figli e ha perso il lavoro? Tutte queste belle parole di solidarietà verso le persone che hanno pagato sulla loro pelle le scelte di non scendere a compromessi sono belle parole, ma un'iniziativa concreta di sostegno io non l'ho vista in giro. Cioè si va in TV a dire governo ladro e vabbè, ma dietro uno scranno. Ecco, quindi è per questo che ho deciso quello che è mio, una casa editrice o questo, lo voglio dare a chi con coraggio ha scelto di non adeguarsi. Ma non è una questione del vaccino, cioè se a me mi imponevano che a casa dovevo avere una teca di farfalle era uguale, potrebbe essere la cosa più bella del mondo, ma se io sento parlare di farfalle, se io non ho le farfalle in casa non posso prendere un autobus, è la stessa cosa. Cioè il bene quando è imposta diventa un obbrobrio. Nessun bene può essere tale quando diventa oggetto di ricatto, lo sappiamo. Questo è il metro, questo è il metro. Quindi, poiché io non sono ovviamente capace da me medesimo di dare creazione all'idea che penso senza chi vi crede, è fondamentale che io ringrazi chi vi ha creduto. Per esempio Andrea Meneghel, che è stato referente insieme a Livio di Ancora Italia, che hanno patrocinato questo evento. Insomma, quando io ho proposto questa idea sono spariti tutti come mosche, sì, spariti tutti. Quindi Lucia De Giorgio, che è in giuria con me, una docente dissidente, coraggiosa, e quindi è partita questa avventura, costi quel che costi, bisognava farla a livello proprio simbolico, come dire, cioè siamo qui, vi vedo persone civili, non è che siamo, come dire, come ci hanno tinteggiati, analfabeti, esaltati, maschilisti, trogloditi, medievali. Questi erano gli appellativi, i titoli con cui siamo stati marchiati, vilipesi, insultati, ma a differenza di chi ha voluto instillare nei nostri cuori l'odio, anche qui la macchina dell'inferno non è riuscita, perché non un solo grano di odio sono riusciti a instillare nel nostro cuore. Maledetti, benediciamo, come diceva Paolo di Tarso.
Grazie Emanuele. Abbiamo due saluti davvero prestigiosi, uno da parte dell'onorevole Vittorio Sgarbi che ci rimanda una postazione un po' particolare, vedrete la location è cangiante. E dopodiché dal professor Diego Fusaro, carissimo amico, che ascolteremo dopo l'intervento di Vittorio. Prego. Ecco proprio. Se fossimo in un paese libero, un premio come l'IVOC non dovrebbe esistere, perché è avvenuto allo Strega con l'esclusione di un elettore russo che poi è stato fatto rientrare, ma questa discriminazione rispetto al tema della guerra e quella ancora più grave rispetto al Covid fa sì che studiosi, scrittori, persone che hanno amore per la letteratura e per la bellezza non abbiano potuto accedere alle biblioteche, benché esse non siano luoghi in cui si è verificata una diffusione del contagio, ammesso che essa dovesse diffondersi presso i non contagiati, i non vaccinati. In realtà abbiamo verificato che il Covid si diffonde da non vaccinati a vaccinati in maniera equanime e che un vaccinato può contagiare, per cui non si capisce come l'obbligo del vaccino possa determinare una diversa posizione rispetto ai diritti. Per cui non so chi vincerà il suo merito, ma certamente chi vincerà sarà stato un uomo libero, e non perché si è ribellato, perché ha rinunciato o rifiutato di obbedire a uno Stato che stabilisce una malattia obbligatoria, ma perché si può considerare psicologicamente sano. Spesso gli autori sono malati per le loro idee, ma possono essere perfettamente sani fisicamente. L'idea di costringere a sentirsi malati e quindi obbligarli a vaccinarsi perché la loro condizione è una condizione di pericolo per sé e per gli altri è letteralmente un assurdo. E quindi chi ha avuto l'intuizione, Manuel Franz, di inventare questo premio ha fatto una cosa apparentemente bizzarra, ma che indica in modo decisivo una discriminazione intollerabile. Lo scrittore non può essere interdetto o impedito perché sano ha deciso di non vaccinarsi. È la preoccupazione che benché sano possa contagiare altri. Questo è il passaggio più ridicolo, più cruciale di queste norme che i governi Conte e Draghi hanno imposto, fino a un paradosso di oggi dove il contagio si diffonde senza portare pericoli particolari. Ecco perché i nuovi linguaggi, terapie intensive, Covid, vaccini, tutto quello che abbiamo dovuto sentire come un'ossessione tutti i giorni, ha determinato una limitazione della libertà dei sani, i quali volevano e vogliono essere malati solo nelle idee, non nel corpo, come ho detto. Ora, l'idea che uno possa avere un pensiero assolutamente sano e debba sentirsi malato nel corpo e quindi costretto a vaccinarsi determina degli effetti inaccettabili, e quindi perfino un premio come questo, che cerca di restituire l'onore, la dignità, la salute mentale e fisica a quanti hanno deciso liberamente di non vaccinarsi. Ad essi vada, per me che non ritengo che le cure e i vaccini siano per se stessi pericolosi, e li ho affrontati, chi ha paura ha diritto ad avere paura del Covid come paura dei vaccini, anche se c'è una vulgata per cui i vaccini hanno limitato le morti, sarà. Fatto sta che persone che hanno 3 vaccini sono oggi ammalati di Covid e possono contagiare. Questo ribalta la vulgata dei mesi che abbiamo vissuto e riabilita i concorrenti a questo premio, che sono semplicemente persone libere e mortificate per essere lo Stato, mortificati e umiliati per essere lo Stato. Oggi
riacquistano un diritto, essendo soltanto loro limitato questo premio, che dovrebbe ovviamente essere aperto a tutti, anche ai vaccinati, ma proprio perché si sottolinea la loro dimensione di non vaccinati, questi nel premio troveranno una compensazione a quello che è stato loro impedito con l'interdizione di biblioteche, di musei, di luoghi di cultura. Per cui sul piano della pura logica io non posso che a questo così paradossale, bizzarro, imbarazzante premio inviare il mio saluto e tutta la mia considerazione e stima per quelli che vi partecipano e per quelli che l'hanno organizzato. Paradossale e bizzarro. Sì. Ci sta che... Bello il rapporto segnalato fra malattia del corpo e malattia del pensiero. Voglio dire, malattia del pensiero è anche pensare che sempre il corpo debba essere in forma perfetta, voglio dire. Oggi fa caldo, ammettete che fa caldo, qualcuno qua fresco? Bene. Oggi fa caldo. È un problema? No. Abbiamo caldo, sì, è uno stato di cose, lo constatiamo tranquillamente, dopodiché non è questa una malattia, è un male se diviene un caldo insopportabile, ma al momento è un caldo semplicemente torrido, fastidioso, certo, ma fa parte dell'ente, fa parte dell'essere. Allora piuttosto che una primavera perenne, che non saremo in grado di sopportare, di fatto gli uomini dell'età dell'oro le sopportavano, i pastori di Virgilio avrebbero sopportato una primavera perenne. Tuttavia l'invito anche nel pensiero di Sgarbi è questo: non pensiamoci malati, perché altrimenti non pensiamoci sempre malati e sempre condizionati da una malattia, anche perché altrimenti siamo malati nell'anima, siamo malati nel pensiero. Io questo intervento l'avevo già ascoltato, quello del professore è nuovo, quindi io lo ascolto in sacrosanto silenzio. Ho un salutino di Diego che mi ha mandato veloce, sì. e dopo facciamo un intervento tu e poi gli altri due, se vogliamo. Quindi Diego ci manda un salutino. Un caro saluto, buona premiazione, sono molto felice di questo premio che finalmente prova a porre rimedio alle discriminazioni che abbiamo purtroppo visto in questi 2 anni e che vedremo ancora per lungo tempo ancora. Una iniziativa davvero meritevole, complimenti vivissimi, sono con voi con il cuore, auguro a tutti una buona giornata e davvero un'iniziativa lodevolissima. Complimenti a tutti, un caro saluto, a presto da Diego Fusaro. Allora, anche l'amico Diego, molto sintetico, ma nelle parole. L'amico Diego, dicevo, parole sintetiche, veramente un saluto essenziale, però colgono tutti quanti il fatto che questa iniziativa, ancorché bizzarra, ha un qualcosa di lodevole. Ed interroghiamoci su cosa sia il motivo, qual è il motivo per cui questo premio è stato fatto. Io mi permetto di interpretarlo secondo la cifra della provocazione. La provocazione sana, la provocazione che costruisce e vuole far capire qualcosa. Chiaramente non può essere una proposta programmatica quella quasi di separare concorsi per vaccinati e concorsi per non vaccinati. Questa non è la direzione nella quale noi intendiamo proporre qualcosa. Questo premio deve essere una provocazione, un segno di rottura, con una altrettanto grave discriminazione ricevuta dall'altro lato e che tuttavia non è stata denunciata. Persone che attualmente punterebbero il dito contro di noi come premio discriminatorio non hanno fatto il fatidico mea culpa nei confronti di un atteggiamento, in primo luogo loro, in primo luogo personale, perché non dobbiamo dimenticare che molte persone hanno interiorizzato le categorie trasmesse dalla cultura egemone, quindi sono diventati complici e non soltanto vittime di un sistema. Anche chi accetta passivamente il sistema è complice del sistema, voglio dire.
pensate che anticamente nel Medioevo Emanuele è anche un grande studioso di teologia, di mistica medievale, e nel Medioevo la colpa non era soltanto l'atto compiuto per il male, ma era anche l'omissione di bene. Se io non faccio un bene che potrei compiere perché non lo voglio fare, questo è un male, perché porta nella direzione del male altre persone che invece non hanno la mia stessa capacità di resistere ai fenomeni nocivi della storia, e il mio non agire è principio dell'agire verso il male di chi invece ha desiderio di agire verso il male, poveretti loro. Quindi, come dicevamo, un premio che ha una natura provocatoria, e c'era da aspettarsi che molti dei racconti pervenuti fossero distopie, ecco, un genere che nell'ultimo secolo ha dato molto da dire di sé. Cos'è una distopia? Una distopia è una realtà possibile, futura, presentata in chiave di degenerazione alle ultime istanze, quindi l'ultima degenerazione di un sistema. L'utopia, al contrario, propone l'eccellenza di un sistema, e badate bene che sono entrambe inverificate, cioè sia l'utopia che la distopia non possono realizzarsi nella natura delle cose, non possono realizzarsi realmente, perché così come un bene assoluto, stabile, duraturo, un ordine duraturo, assolutamente perfetto, è impossibile da realizzare, così, ecco, questa è la fiducia metafisica che possiamo trasmettere se non siamo tutti dei nichilisti senza rimedio, senza cura, e dobbiamo pensare che neanche una realtà totalmente negativa è mai possibile, perché l'uomo agisce per il bene, l'uomo è connaturato, è proporzionato all'agire bene. Dunque, dicevamo, distopia ed utopia, che entrambe riferiscono qualcosa sul reale. È paradossale il modo in cui, parlando di cose non reali, noi ci rapportiamo massimamente al reale. L'utopia ci parla di cose perfette che non esistono per criticare le cose imperfette che allo stato attuale esistono, e quindi si ha una prospettiva critica dall'alto, ecco, diciamo così, dall'alto verso il basso. Sono gli uomini dei monti che guardano gli uomini del villaggio e gli indicano una possibile direzione, ecco, perché alle volte conoscere il sentiero è l'inizio del viaggio stesso. Dall'altra parte abbiamo gli uomini della palude, quelli della distopia, che al contrario fanno cenno agli uomini del villaggio, che saremmo noi, cioè gli uomini della realtà quotidiana, mista di bene e male, fanno cenno: non venite in questa direzione, non andate dove siamo noi. Ed è quindi chiaro che distopia ed utopia non sono mondi fantastici di rifugio, questo è un senso assolutamente leggero per intendere la nostra letteratura, sono in realtà trattati, sono saggi per parlare del reale. Quello che non parla del reale, paradossalmente, e adesso vedremo un altro paradosso altrettanto divertente, quello che non parla del reale ci parla del reale, perché in quest'ottica di direzioni e moti del pensiero e della politica propone una certa direzione nella quale le cose si possono muovere o non dovrebbero muoversi. Ecco, facciamo l'immagine del villaggio che siamo noi, misto di bene e male, e abbiamo la direzione alta, la direzione aulica, la direzione anabatica, direbbero i greci, e la direzione verso il basso, quindi quella degenerativa. Il contrario, il paradosso che annunciavo un attimo fa, è quello dei giornali. Voi vi siete effettivamente domandati su questa cosa dei giornali che pretendono di rappresentare massimamente il mondo reale, anzi uno spaccato? Questo è il dato, il giornale ti mette di fronte al dato: qui, in questo momento, in questa città, in questo luogo succede questa cosa, e di fatto il telegiornale altro non è che una sequenza di notizie che sono presupposte vere, anzi più che vere noi diremmo effettuali, cioè sono delle cose che accadono. E conclusione di questo ragionamento, dovremmo pensare che i giornali ci parlano della realtà,
ci fanno vedere quello che è la realtà, ci mettono di fronte alla nuda oggettività del reale. Ebbene, non è così. Nel gioco, nella dialettica del rovesciamento degli opposti, quello che non ci parla del reale, la poesia, la letteratura, la filosofia intesa come programmatica, la filosofia diciamo politica più avveniristica, la filosofia più, potremmo dire così, ottimistica, ideale, idealista, ci parlano di cose che non sono la realtà per istruirci sul reale. Al contrario, il giornale ci parla del reale, dell'effettivo, e ci distanzia dalla realtà, ci diseduca a conoscere la realtà. E questo per me è un fatto empirico. Io ho imparato a conoscere di più il mondo da quando ho smesso di guardare, non che prima fossi un assiduo dei telegiornali, però ogni tanto avevo il vizietto di vedere qualche telegiornale, e da quando ho smesso assolutamente è proprio un cambiamento, come posso dire, come pulirsi le lenti degli occhiali. Non hai più quel fastidioso catarro dei telegiornali che ti rovina la vista. Quindi ecco cosa posso dire, come concludo questa mia brevissima presentazione. Abbiamo tutti caldo, quindi sarete immagino contenti di procedere nella nostra premiazione. Concludo dicendo: pensiamo al reale, siamo qui per fare poesia, per fare narrativa, per dedicarci anche a un momento di confronto fra di noi, e questo momento di confronto è essenzialmente volto al reale. Innalziamo il reale a nostro oggetto di pensiero. Grazie a tutti i convenuti, grazie a voi che ci avete prestato. Voglio ringraziare te, grazie a Andrea Meneghel che insomma anche assieme a Livio Padoan questo gruppo meraviglioso che si è creato hanno permesso questa serata. Andrea in particolare è una persona squisita, come avete ascoltato dal suo discorso, di una dolcezza intellettuale e umana, che sentire la sua voce è piumata, è una carezza. Quindi grazie. Adesso io proietterei ancora 2 video di saluti e dopo inizieremo la cerimonia vera e propria di consegna dei premi, partendo dal terzo classificato e il secondo fino al primo. Però prima proiettiamo ancora 2 video di saluti che sono arrivati dall'avvocato Fusillo. Sì, è una sorpresa, è stata una sorpresa anche per me. Allora, premetto che non li ho nemmeno visionati, mi sono arrivati poco fa e non ho avuto il tempo di visionarli, quindi sarà una sorpresa quello che dicono l'avvocato Fusillo, che molti conoscono insomma per il suo impegno di questi anni, e anche di un personaggio così che in segno di solidarietà mi ha mandato questo video di salute, che è Fabio Tujak. Ecco, lui è un sanguigno insomma, che si era distinto nelle proteste dell'ottobre triestino, Una vita dei portuali. Ecco, dei portuali, insomma, che mi ha mandato un video così casalingo di solidarietà, insomma, a questa iniziativa. Non li ho visti, per cui sarà una sorpresa anche per me. Quindi spegniamo la luce e li proiettiamo. Buon pomeriggio a tutti, saluto con grande simpatia i partecipanti, la giuria e il pubblico del premio Divock. In questa temperie di nuovo totalitarismo sanitario, ovviamente, chi ha avuto il coraggio di compiere una scelta di autonomia individuale, di proprietà privata del proprio corpo, ha fatto una grande affermazione di libertà, ed è un valore in sé questa scelta. Quindi saluto davvero come bellissima iniziativa intanto un premio letterario riservato a chi ha deciso di scegliere per sé e non farsi imporre le scelte dagli altri, e credo che questo sia un viatico
per un futuro migliore, per un futuro di libertà, di cui tutti quanti quelli che partecipano a questo premio letterario sono i portatori. Credo che scrivere significhi un po' raccontare se stessi sempre, e quindi chi ha storie di libertà da raccontare credo che abbia molto da dire agli altri. Quindi saluto tutti con grande affetto, mi dispiace di non poter essere con voi e avrò piacere di leggere le opere che sono state presentate in questo bel premio letterario. Ciao a tutti, un breve video, sono Fabio Tujak, ho lottato parecchio contro questa dittatura sanitaria, sono un ex consigliere comunale, ex portuale, spero di tornare presto a fare il mio lavoro. La politica lascio lì, tanto a vista che votare non cambia assolutamente nulla, sono tutti servi gli stessi padroni. Posso dire, sono un ex campione di box, sono anche io uno scrittore come voi, ho scritto un libro, dai. Ho scritto un libro quando mi candidavo per le mie prime elezioni, mi massacravano, ignorante, analfabeta, portuale, eccetera, però avevo tante cose da raccontare, insomma, ho fatto arrabbiare tutti gli intellettuali. Resto un portuale però principalmente nell'animo, figlio di un portuale, nipote di un portuale. Sono arrivato subito, come tutti i miei colleghi, che il Covid era una truffa, siete arrivati voi, non so se era un test di intelligenza, che il fatto che questi vaccini fanno molto più male delle malattie che dovrebbero curare, insomma mi sembrava abbastanza chiaro fin da subito. Io sono quello strano con il rosario in mano sotto gli idranti, ultracattolico, che a un certo punto, poi dovete sapere che io appena sono tornato da Lourdes, che ho perseguitato in politica per la mia fede, è incominciata la farsa pandemica e ci hanno chiuso le chiese quando si poteva andare ancora al bar. Cazzo, sono il più sfigato del pianeta, ho detto non può essere, infatti non era vero, era una truffa. Allora dopo un po' ho cominciato questi vaccini, ho parlato subito al consiglio comunale, mi hanno censurato tutti, Lega in primis, potete capire, abbiamo la Lega della sovranità vaccinale, quindi ormai non vedo differenza tra centro-destra e centro-sinistra, spero che spariscano tutti quanti. E allora, siccome l'ho censurato, mi sono messo in strada un paio di mesi, così fra aprile e maggio di un anno fa, con un manifesto di 2 metri con scritto: la verità vi farà liberi che il Vangelo, il vaccino no. Non potevo trovare frase più giusta, sono stato ispirato, perché cavolo, abbiamo visto poi cosa è successo, la gente passava con le macchine e mi urlava: no, solo il vaccino ci potrà salvare. Per fortuna si fermavano sanitari, medici, mi facevano i complimenti, dicevano: bravo Tujak, almeno uno che ha il coraggio di parlare. Poi mi hanno fatto fuori la politica, licenziato, però insomma non ho venduto l'anima al diavolo come molti altri, sta crollando tutto questo castello di menzogne, faremo i conti con tutti i traditori, allora quindi complimenti a noi, a voi, che siamo rimasti immuni da questa farsa pandemica, da questo castello di menzogne. A noi non ci ha fatto nulla, e quindi allora in bocca al lupo per il vostro concorso, insomma. Da Fabio Tujak, ex portuale, è tutto. Ciao a tutti, grazie tante. Ha avuto degli spiragli brillanti. Pronto? Abbiamo visto questi begli interventi che sono comunque una bella felicitazione da persone, insomma, anche rappresentanti sia della vita proprio attiva della militanza, come Fabio Tujak nell'ottobre rosso dell'anno scorso a Trieste, ma anche dell'avvocato Fusillo, insomma, per quanto riguarda le battaglie civili, Fusaro, e anche dall'onorevole Sgarbi, che è un parlamentare, quindi il suo intervento è, come dire, significativo. È vero quello che dice, mi è piaciuto che le mie iniziative sono bizzarre e paradossali. D'altra parte il paradosso è ciò che va fuori dal coro, è proprio attraverso il paradosso, bisogna a un certo punto essere paradossali per mostrare le meschinità. Che dire, allora io
devo dire questa cosa, che adesso leggeremo dei testi, partire dal terzo classificato, e se Lucia è d'accordo io inizierei a leggere il testo e solo dopo diremo il nome di chi è l'autore che l'ha composto. Allora, fatemi dire due cose. Ai primi tre classificati verrà dato, oltre che una targhetta, verrà consegnato un'opera del mosaicista Menossi Giulio, che è qui con noi, e ecco, che sta dietro le quinte lui, ma è un uomo di un coraggio inaudito, no? Ha una galleria qui a Udine, e quando io ho scoperto questa galleria stavo passeggiando e fuori dalle vetrate aveva scritto che il Green Pass è come, so, una misura liberticida, e ho detto: ma chi è questo eroe che si espone così tanto con questa sua libertà? Ecco, e poi si scopre che è un artista di fama internazionale, cioè un colpo è in videoconferenza col Paraguay, un altro colpo è in Turchia, e lo conoscono con i suoi mosaici in tutto il mondo. È umile, ma è un uomo di una sensibilità tale che quando ho saputo di questa iniziativa mi ha detto: Franz, io sono con te, e è nato questo calore umano molto molto grande. Approfondite la figura di Menossi, dopo ci sono insieme ai libri anche dei suoi biglietti dove si racconta un po' della sua arte. E ai primi tre classificati verrà consegnata un'opera di Giulio Menossi. Dopo, oltre ai primi tre classificati, diciamo che fuori dal podio diremo qualche nome di autori che sono stati particolarmente significativi, che hanno colpito l'immaginario della giuria. Non vuole essere una classifica, come dire, non è un quarto o un quinto classificato, ed è assolutamente, come dire, insufficiente. Ecco, il problema di un premio come questo è che per sua natura bisogna premiare un vincitore, no? Perché è un premio. Però moralmente bisogna premiarvi tutti, capite? Cioè, io potevo prendere di più, vi premiavo tutti, però non, come dire, col mio cuore vi premio, perché siete tutti vincitori, ecco. Cioè, siete tutti vincitori per la vostra testimonianza, coraggio, resistenza, ecco. Quindi verrà consegnati, come dire, il premio al vincitore, ma moralmente avete vinto tutti. Adesso io inviterei la lettrice e attrice Mimì, ragazza straordinaria. Io te lo tengo. Ed infine mi sia concessa un'ultima riflessione. Anche se è impensabile per un non addetto ai lavori, per un non professionista come me, risolvere la questione in così poche righe, ma in definitiva la soluzione a scienza o religione, a logica o ragione, oppure a intuizione e sentimento, io l'ho già trovata nell'accettazione e l'uso di entrambi, in quanto due tendenze, due principi della realtà ultima. In fondo, per prima cosa, Dio separò la luce dalle tenebre. Solo quando l'essere umano riesce ad armonizzare dentro di sé, ritrova l'equilibrio tra queste due forze, porta a compimento la sua natura, realizza il suo scopo. Ecco, allora, questi versi erano del terzo classificato Fabio Danieletto.
complimenti, aspetta che facciamo una foto, ma no, non preoccuparti, ecco qua, tieni la targhetta, tienila bene. Fabio Daneletto, terzo classificato, no, salutiamoci verso la fotografo qui. Custodieremo adeguatamente. Vuoi dire due parole se te la senti, se non sei troppo emozionato, una battuta su questo? Ecco, aiutiamo, non si rompa. L'unica cosa che mi sento di dire è, come ho detto all'inizio della mia opera, è grazie, perché alla fine queste cose che accadono e che non sempre appunto vogliamo che accadano, cioè nel senso non sempre sono quello che ci aspettiamo dalla vita, è la nostra prova, è la prova dell'essere per la nostra crescita personale, per il nostro avanzamento interiore, che è la cosa più importante per l'uomo, insomma. Ecco. Grazie. Quindi grazie. Grazie a te. Adesso il secondo classificato, leggiamo un passo del secondo classificato. Metti tu ansia così. Bene, signor ignoto, vedo che si predispone a collaborare. Ottimo. Piantatela di chiamarmi signor ignoto, è ridicolo. Sono Ermete Bianchi. Non insista, signor ignoto, questo nominativo ci era già stato riferito dai 2 agenti che l'hanno fermata. Abbiamo effettuato i controlli necessari, ma nessun Ermete Bianchi è risultato nei nostri database e nessun soggetto schedato risulta corrispondere al suo profiling. Schedato, profiling, reagì Ermete sgomento. Ma siete pazzi? Sono solo un comune cittadino che si è recato in banca a ritirare e invece mi trovo aggredito senza ragione, privo di conoscenza per chissà quanto tempo. Mi avete sequestrato e portato non so dove e adesso mi state trattando come un criminale, facendomi il 4° grado. Picchiò il palmo aperto sul tavolo, cercando di dar maggior forza alla sua indignazione. Ma cosa credete di poter fare ciò che volete? Ho dei diritti, esigo... Si sbaglia, i diritti spettano alle persone e lei al momento... Un lampo sadico attraversò nuovamente gli occhi della gente, per poi andare a posarsi sull'angolo sollevato del labbro. Mi spiace dirglielo, ma non è proprio nulla. Non ha un nome, un'identità. In un certo senso non esiste. E ciò che non esiste non può avere diritti. Quindi collabori, ci dica chi è e vedremo quali diritti le spettano. Ecco, allora questa composizione del secondo classificato premio Divock era di Erika Giorgetti, dall'opera e la sua raccolta Lei non esiste e altri racconti visionari. Erika Giorgetti non l'ho vista, quindi non c'è, probabilmente ci sono stati dei problemi di trasporto perché veniva da lontano, ma le facciamo un grandissimo applauso. Mostriamo il mosaico che anche a lei spetta come premio, che le verrà recapitato insomma a breve, giustamente come seconda classificata. Ecco qua, mostriamo, ecco il premio per il secondo classificato. Sì, certo, due parole, un minuto. Rapidamente, solo per spiegare, il secondo e il terzo premio sono 2 libellule, perché
l'idea di una persona libera è una persona che vola nello spazio e che non conosce barriere, e quindi la libellula mi sembrava un animaletto consono a questa situazione, a questa manifestazione. I mosaici sono eseguiti su doghe di antiche botti, e quindi ok, c'è anche un rimando, un'idea di qualcosa che ci lega al nostro territorio. Solo questo. Bene, allora adesso arriviamo al rullo di tamburi che ci vuole. Non abbiamo i tamburi. Adesso ci vuole il rullo di tamburi, ragazzi. Allora, adesso leggiamo una composizione tratta dal vincitore del premio Divock. La facciamo leggere alla Lucia De Giorgio. Ricordiamo, donna straordinaria, incomparabile. Due parole devo dirle, perché questa donna qua è instancabile, non si ferma mai, insegna, tiene corsi di danza, scrive, legge, viaggia, progetta, crea. Cioè, io una donna con un'energia del genere non l'ho mai vista. Bisogna ringraziare che dietro un'idea c'è chi permette di realizzarla. Quindi, grazie. Grazie a te, Emanuele. Io sono una docente resistente e ho cercato di esercitare lo spirito critico che nella nostra categoria di docenti in questo periodo storico è un po' stato latitante. Io mi sono trovata il 2 settembre al collegio docenti di inizio anno del mio istituto, e quando il preside ha detto "e non pensate di fare i furbetti se il vostro Green Pass", che io la chiamo lascia passare, scade durante la vostra lezione, perché potrebbe venire qualcuno a richiamarvi e a portarvi fuori dall'aula. Quindi di fronte a delle parole del genere io non ho potuto tacere, mi sono alzata e ho fatto la mia invettiva nei confronti di una classe lavoratrice, che è quella che dovrebbe diffondere il pensiero critico, e ho chiesto a loro come pensano di poter accettare una situazione del genere che si stava prospettando in quei giorni. Quindi è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Nel nostro istituto, tra l'altro, abbiamo una percentuale abbastanza alta di dissidenti, perché su 80 docenti siamo 15, quindi è una notevole percentuale. Io so di istituti in cui i docenti diciamo resistenti e dissidenti, tra virgolette, sono molti di meno. Bene, chiusa questa parentesi, ci tenevo a farvi sentire la mia voce da docente tonante, ecco. Poi ci sono dei docenti qua, docenti ex docenti, quindi sanno un po' che cosa vuol dire essere di fronte a una classe, insomma, e gestirla, e soprattutto in questo periodo così difficile per tutti, anche per i ragazzi ovviamente. Noi lottiamo anche per loro e per il futuro loro, dei nostri studenti e dei nostri figli e dei nostri nipoti. Bene, allora io ho accettato di far parte della giuria proprio perché appunto sono una tecnica, diciamo così, no? Poi, essendo insegnante di scuola primaria, vedo subito i refusi, insomma ho un po' quest'occhio così tecnico che Emanuele ogni tanto ha già detto che farà l'elegia al refuso perché io sono un po' maniaca su questo. In effetti ce n'è un po' ancora, non li abbiamo trovati tutti, ma insomma. Bene, allora è stato bellissimo leggere tutti quasi un centinaio di testi che sono arrivati, un centinaio di opere. Abbiamo fatto un lavoro tra fine marzo, diciamo nel giro di 2 mesi abbiamo letto tutto e siamo pervenuti a delle conclusioni molto simili, molto vicine, soprattutto io e il presidente di giuria, che non è qua purtroppo, il professor Angelo Tonelli, che poi comunque ci ha lasciato un breve saluto.
Quindi vado, Sì, però devo infoccare gli occhiali. INL si muoveva sulla traccia dei maggiori neuroscienziati della sua epoca, tecnici che avevano favorito di 2 secoli di sperimentazioni, tese all'integrale connessione di ogni neurone e cromosoma in ogni cellula, funzionalizzandone la sintesi all'acquisizione della più intensa coscienza. Pur semplificato però, l'ultraumano che ne era conseguito restava limitato dalla corporeità di quel supporto che, pure sofisticato così tanto, non sarebbe mai stato puro intelletto, quello che invece pareva essere Adam. Ma l'impresa di restituire la creatura in un diagramma, calcolandone l'ingegno, si scontrava con l'impossibilità di scindere Adam dall'amore di Dio. Egli si riteneva completo perché nell'amore infinito di Dio, ma dichiarava contraddittoriamente di esistere quale creatura finita, fatto da Dio. Il vincitore dell'edizione 2022 premio Divock si chiama Fabrizio Carboncelli. Allora, guardatelo bene un attimo e chiedetevi se quest'uomo non vaccinato è un medievale, retrogrado, maschilista, esaltato, oppure se è una persona a modo, sensibile, che scrive questi passi che commuovono tutti. Ecco quello che dovevamo dire. Grazie. Che grazie a te. Grazie tantissimo. Non essere timido, vieni qui. Allora, chi compone bellezza? Tu e insieme a tutti gli altri concorrenti fate un dono all'umanità intera, perché date emozioni al di là di griglie, di titoli, di rappresentazioni, di vincoli. Portate emozioni pure genuine, al di là della vessazione. Una cosa buona che mi ha fatto riflettere, Sgarbi, siete stati mortificati. Questa parola echeggia una certa mistica. Dietro la mortificazione, no? C'è questo evangelico, sarete poi esaltati. Cioè, siamo stati mortificati, ma eccoci qua, felici, sorridenti e luminosi. Grazie. Io non sono un uomo timido, sono abituato a parlare a platee enormi. Ho vissuto 15 anni in Cina, ho progettato intere città, ma non mi sono mai sentito in famiglia come oggi pomeriggio. Ho deciso di aderire al premio Divock perché seguo ormai da diverso tempo questa tensione fatta di tutti voi e ho conosciuto Emanuele Franza attraverso questa tensione. Ho conosciuto anche Andrea Meneghel tramite questi video di YouTube dove si parlava, dove si discuteva. E anche Tonelli, che peraltro viene come lecturer a Perugia, ma non l'ho mai visto a Perugia io, alla libreria Cavour, mai. Quindi YouTube contiene tutto il contrario di tutto, ma all'interno di questo specchio ci sono delle famiglie di persone che vivono la stessa tensione. E noi abbiamo praticato le 4 virtù cardinali, la giustizia perché l'abbiamo capita, la fortezza perché abbiamo resistito, ma anche la prudenza e la temperanza perché non ci siamo scatenati. E questa stessa prudenza, questa stessa temperanza, io l'ho vista nei portuali. Questa è una famiglia trasversale che unisce filosofia, dotte presenze,
persone che hanno l'intuizione e vivono direttamente questo affronto. Io per mia sorella, che è una ragazza intelligentissima, sono un terapeutista. Ma il senso qual è? Che noi l'abbiamo portato dentro questo fortezza, giustizia, temperanza, l'abbiamo nelle famiglie, l'abbiamo all'interno del gruppo d'amici. E che significa questo? Che esistono delle famiglie in forme astratte, spirituali, che si possono conoscere e incontrare ora, finalmente fisicamente, ma riconoscersi. Forse è questo il cambiamento della politica di cui si parla senza dire. Cioè ci stiamo riconoscendo, noi ci stiamo riconoscendo all'interno di un mondo che copre tutto, tutto, è interclasse, è interpensiero, è interattività. E questa è la bellezza del premio Divock, ha unito persone che non avrebbero manco mai potuto incontrarsi tramite internet, ma forse incontrarsi e capire, ma poi si sono trovati. Questa è la bellezza del premio Divock, che non è affatto assurdo, che non è affatto bizzarro, ma è un seme di riconoscimento tra persone che condividono la stessa tensione spirituale. Bellissime parole. Allora, questo libro qua che è già stampato perché c'era in palio la pubblicazione, ok, dentro sono menzionati anche gli altri classificati, l'introduzione, i segnalati, lo trovate comunque sul banco. Adesso chiudiamo con i copie e poi ne parliamo, facciamo una foto. Grazie. Sì, anche voi. Sì, ah sì, abbiamo un'opera molto grossa, consistente, per il primo. Non posso sostenere, è bellissimo. Quest'opera qui, cioè, è di una immensità che cioè, avrà lavorato non so quanto l'artista qui, cioè, è un capolavoro ingegneristico. Sì, è l'anima, perché la luna è l'anima. Il titolo è Quando non c'era la luna. Quindi, perché nel mito si racconta che c'è stato un tempo in cui la luna non c'era. E quindi in un periodo buio quest'idea di una luna che non c'è ma che ritornerà ha fatto nascere quest'opera e mi sembra anche questa giusta per questo momento. ecco, anche con i ragazzi qui ci meritano un po' di... intanto l'appoggiamo sulla sedia. Io pensavo che potessi tenere tu. Ah, beh, sì, lui è il suo collo. Allora, attenzione. Portarsela ora fin lì, no. Però è fantastico. Allora, dopo la indica. Allora, per te. Sì, io segnalo un commento alla copertina veramente originale. Questa è l'idea appunto dell'inseminazione dell'artificiale. Ecco, la domanda, ma una cosa che creiamo noi ha la stessa prerogativa del creatore? Voglio dire, una creazione derivata dalle cause seconde ha la stessa essenza di una creazione della causa prima? Questa è la domanda anche i medievali farebbero a noi oggi. Cioè, ho sentito che c'è una certa aura aristotelica, a me piace molto studiare Tommaso d'Aquino, piace la metafisica, e c'è anche questa vena filosofica propriamente in un passo del tipo, è vero? Io mi sarei confrontato molto volentieri con
perché non soltanto c'è la negazione piena della causa seconda che possa agire sulla plausibilità della causa prima. L'ente è l'ente e l'infinito è l'infinito. E su questo devo dire una cosa, accadono cose strane, accadono cose pertinenti. Io mi sono avvicinato al tavolo dove ci sono i libri di Emanuele e ne ho pescato uno che mi è piaciuto dal titolo, ma all'interno ho ritrovato le riflessioni di Emanuele sulle determinazioni, non stiamo a dire quali, eccetera, che costituiscono la base di questa riflessione. Cantor, nomini Mandelbrot, cioè nomina coloro i quali, secondo la loro modalità, cercano questo di cui parla Andrea, cioè ma dall'ente noi possiamo risalire al creatore. La mia tesi è che no, e che l'unico mediatore, essendo poi alla fine un uomo credente, non un gnostico, un uomo credente, ma sono passato attraverso vari gradi, che non sia così, cioè che l'ultima mediazione è sempre il logos, l'alfa. Quindi senza quello noi non potremo mai raggiungere la conoscenza della verità. Qui dopo, nella famiglia io riconosco che il pensiero si sfuma e c'è il mondo della gnosi, c'è il mondo della ricerca, c'è il mondo del cristianesimo, ci sono i cristianesimi, ma questo non impedisce agli uomini liberi di parlare e di confrontarsi. Io questo lo trovo, questo è il germe. Per questo credo che possa esistere un futuro, se no saremmo tutti ormai determinati e acquisiti. Controllo contro comprensione. Sì. È uno strano incontro fra Foucault e Tommaso d'Aquino, ma ci sta bene. Io dibatto contro il grandissimo, pure rispettatissimo Emanuele Severino e sto con Cornelio Fabro, però solo come conclusione, cioè per me l'immanenza e la realtà hanno questa pelle di giunzione, lo sfero dell'ente e fuori il Dio creatore ha questa pelle, questa interfaccia tra l'esterno e l'interno che io vedo in Gesù Cristo. Una mediazione, un incarnato che porta noi alla sommità verso l'assoluto. Diversamente cadremo nell'assoluto, faremo la fine dei buddisti, ma non condivido il nirvana dei nirvana, non condivido l'infinito dell'infinito, ma l'indefinito che tocca il creatore, ma senza il logos non è possibile. Ma qui entriamo nella teoria. Grazie, cioè, tanto la cosa più bella, devo dire, è sentirsi leggere, perché non ci credi. Grazie a tutti. Intanto che Emanuele prepara il video del presidente di giuria Angelo Tonelli, leggo queste due righe che da subito mi avevano fatto capire che era questo il romanzo. Per entrare in paradiso non occorre sapere, ma è indispensabile pentirsi. Allora, togliamo la luce, sentiamo il saluto del presidente di giuria Angelo Tonelli che ci manda questo saluto. Salute a tutte e a tutti, vi parlo da lontano, non ho potuto raggiungervi, mi dispiace molto, peraltro sono qui impegnato a dirigere a Sarzana il Festival Mythos Logos che, come sapete, l'anno scorso era stato bloccato in corso d'opera a Lerici per mie opinioni divergenti rispetto alla politica governativa sul Green Pass. Bene, io sono molto fiero, onorato e lieto di presiedere il premio Divock per due motivi. Primo, perché è insieme un premio e un'azione
civile, perché è destinato soltanto a persone che hanno avuto sia il senso civico che la dignità che il coraggio di non adeguarsi a operazioni politiche antidemocratiche e hanno saputo perseverare a difesa dei diritti civili propri e altrui. In secondo luogo, perché al premio hanno partecipato opere di alto livello in generale, che ci hanno obbligato a una selezione attenta. I testi sono stati letti tutti in versione anonima, ovviamente senza che si conoscesse il nome dell'autore o dell'autrice, e poi c'è stata una convergenza sul nome di Fabrizio Carloncelli, che è il vincitore. Ma direi che oltre agli altri finalisti, in generale molte opere sono di livello qualitativo alto. Quindi vi auguro un buon proseguimento di lavoro e di celebrazione di questa festa, che è insieme festa della cultura, dell'arte e della libertà e della dignità. Salute a tutte e a tutti. Fabrizio, dobbiamo consegnarti anche la targa. Grazie, anche perché devo riprendere gli occhiali se non sono cieco. Grazie. Ecco, fate una foto insieme con la targhetta. Ecco, allora adesso avviandoci alla conclusione, dopodiché avremo un rinfresco in fondo alla sala, anteceduto dal banchetto con i libri che tutti possono sfogliare, compreso il libro che è il premio di questa sera, il libro del vincitore, Adam. E leggiamo giusto qualche nome, ripeto, di qualche segnalato che non vuole assolutamente essere una classifica, né esaustivo né in qualche modo completo. È solo che, come diceva Angelo Tonelli poco fa, il livello era molto alto ed era praticamente difficile per la giuria. Non si tratta quindi di un quarto, un quinto, un sesto posto e così via. Abbiamo per esempio un'opera di Aniello 40 che se non sbaglio è qui stasera, ha scritto un'opera, se vuole alzarsi e presentarsi, scrisse Odi profane, un linguaggio sgorgante che rivela uno spirito cosciente del presente con un chiaro anelito alla trascendenza. Abbiamo poi Ilaria Mavilla con l'opera Palinsesto Corsaro, scritti racconti brevi, monologhi, riflessioni, atti teatrali che sono uno spaccato del pensiero critico del nostro tempo. Tra gli scritti spicca l'idea della pillola per non dormire che ci pone alcuni quesiti: come sarebbe la nostra vita se non dormissimo mai? In che modo potremmo godere di questo tempo supplementare, un extra life da impiegare per fare cosa? E sono, come ripeto, molte le opere appunto che hanno toccato le corde della giuria, e c'è per esempio quella di Alessandro Cacciotti, un lavoro
pregevole, insomma un titolo anche lungo, intorno alla Sfinge di Leonardo Bistolfi, riflessioni su figura, natura e simbolo nell'arte plastica dall'antichità alla fine dell'Ottocento. Opera articolata e dimostra uno studio, una profondità di ricerca non comuni e soprattutto non una bottata o una cozzaglia di ispirazioni quale sembra la letteratura oggi. Abbiamo anche Stefano Benetti, riesce a fare una trattazione organica e profonda della crisi antropologica in cui ci stiamo agitando e una menzogna chiamata verità. I nomi da segnalare sarebbero molti di più, Giovanni Tinteri, Andrea Fioravanti, Giuseppe Garone, Elena Crocitto, Antonella Bernabei, il poeta Capostagno, abbiamo tantissimi nomi, un autore che ha toccato la giuria è sicuramente Ivano Ceribelli, un lavoro, Il vento allo sguardo, che ha veramente toccato le corde di tutti noi all'unanimità, con questa lirica, si può dire, struggente. Come dire, io personalmente leggerei tutte le opere qui stasera, dalla prima all'ultima, solo che arriviamo a domani mattina, per cui i concorrenti perdoneranno l'incompletezza di questa menzione, avranno la buona grazia di capire che il lavoro è stato enorme, come dire, abbiamo lavorato affiatati, subendo, come dicevo, critiche, nel migliore delle ipotesi, nel peggiore insulti e maldicenze, con pochi mezzi, con l'aiuto di chi ci ha creduto alla fine. Sì, ringrazio ancora. Davvero, anzi, permettimi di fare un ringraziamento alla sezione di Udine, che si sono impegnati davvero tantissimo per la buona riuscita di questo evento, in particolare Livio Padovan, che è il nostro presidente di sezione. Senza di lui non saremo qui adesso a parlare di premiazione Divock. Emanuele Franz ha avuto questa idea ancora a dicembre dello scorso anno, ricordo quando me ne aveva parlato. Pareva anche a me un'assurdità, ma alla fine le assurdità, le bizzarrie vengono, emergono e alle volte sono belle quando emergono. Quindi grazie. Penso che possiamo ringraziare e dedicarci a pasteggiare, se non hai qualcos'altro da dire. No, beh, io adesso diremo, ma fuori da questo scranno, insieme, uniti nel pane e nel vino, insomma, stretti. E d'ora in poi guai a chi si fa dire che siamo una massa di barbari, analfabeti funzionali. Grazie per questa stupenda sera. Guarda, abbiamo in mano